Sono due albanesi di 32 e 46 anni ad essere ritenuti gli autori del tentato omicidio del connazionale di 25 anni ferito con 2 colpi d'arma da fuoco 2 notti fa in comune di Jesolo. Nella tarda serata di mercoledì i carabinieri hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto i 2 uomini, entrambi pregiudicati, portati nel carcere di Venezia in attesa dell'udienza di convalida del provvedimento giudiziario. Sulla coppia graverebbero pesanti indizi di colpevolezza per un reato ancora senza movente. I 2 avrebbero sparato al connazionale colpendolo gravemente all'addome e alla gamba destra e poi l'avrebbero lasciato quasi agonizzante lungo la strada arginale che da Eraclea porta a Jesolo. La chiamata ai carabinieri è arrivata intorno alle 2:30 della scorsa notte. La voce era quella di una donna allarmata perché qualcuno suonava con insistenza all'abitazione dei suoi genitori in via Massaua, a Jesolo. Si trattava del giovane ferito che, sanguinando copiosamente, si era attaccato al primo campanello per chiedere aiuto. Allertati dai militari sul posto, si sono precipitati gli operatori del 118 che hanno trasportato il 25enne all'ospedale di San Donà, dove è stato sottoposto d'urgenza a un intervento chirurgico. Le sue condizioni restano gravi, ma non è in pericolo di vita. I carabinieri della compagnia di San Donà, titolari dell'indagine, attendono che il giovane sia in condizioni di chiarire le ragioni della sparatoria sotto i cui colpi ha rischiato di perdere la vita.